Sì, allora, questo è un ospedale delle retrovie e qui abbiamo un esempio piuttosto importante dell'attrezzatura dell'epoca. E c'è una piccola premessa da fare e rispetto alle altre guerre, quelle che hanno preceduto la prima guerra mondiale, è stata una guerra di posizione, quindi le ferite, il tipo di danni sono completamente diversi rispetto a quello che si conosceva e ha avuto, attraverso la prima guerra mondiale, c'è avuto un'evoluzione importante per quella che è la medicina chirurgica, estetica e la psichiatria. Le ferite principalmente erano di carattere eh, eh, schegge o pallottole, quindi abbiamo un esempio, degli esempi di divaricatori e di estrattori. E, appunto, come dicevo prima, è stata un'evoluzione importante anche a livello di attrezzature elettriche. Qui abbiamo un elettrostimolatore, un primo esempio di aerosol. Altri oggetti curiosi, ad esempio c'è questo divaricatore che tra l'altro tuttora la tecnica viene usata, è per poter creare il moncherino, perciò ritrarre la pelle, tagliare l'osso, amputare e poi ricoprire. Questo è un piccolo trapano che serve per il cervello, si facevano 4 buchetti che poi si passava il filo e veniva tagliato. Questo è per estrarre l'acqua dai polmoni. Poi qualcos'altro un po' particolare. La bocca aperta per fare l'operazione all'interno della bocca. No, le salvavano. Lavaocchi. Poco semplice. Molta Buon lavoro attrezzatura. allora. Grazie. Grazie a voi. Molta attrezzatura tuttora viene usata, in materiale diverso naturalmente, però in questo momento in particolare abbiamo avuto quella che è la medicina che conosciamo adesso.